Primavera d'intorno brilla nell'aria per i campi esulta e in questo caso i campi sono i nostri impianti sportivi e chi esulta sono società, squadre, giocatori per una promozione, per una salvezza che arriva a primavera. Soprattutto l'eccellenza. Il campionato è finito, anche se sembrava infinito, tant'era l'incertezza. Ma al di là della poesia, stasera dovremo analizzare questo campionato con tutti i suoi verdetti, con chi ha scritto le recenti pagine e le recenti vittorie di questa categoria. Barbieri, Moras e il più recente, attuale, Pocecco con il suo San Luigi. A primavera si è decisa l'eccellenza e il San Luigi ha scelto questa canzone come colonna sonora per celebrare il ritorno in Serie D. Sigla. Eccoci qua, abbiamo la squadra che ha vinto l'eccellenza, un'eccellenza che abbiamo analizzato molte volte, abbiamo dato pronostici sbagliando anche spesso magari, ci ha divertito, l'abbiamo discusso, alla fine diciamo con pazienza, non con fretta, è arrivata la vittoria del San Luigi all'ultima giornata. Intanto io direi piccolo applauso da studio a mister Max Pocecco, no? Che è il nostro ospite, simbolicamente apriamo così, è lui il protagonista di questa puntata. Ciao mister. Buonasera a tutti. Però per analizzarla, l'ho detto, abbiamo chi ha vinto gli ultimi campionati di eccellenza, Alessandro Moras, attuale mister del Briandignano. Ciao Massimo, buonasera. Ciao Ale, e mister Andrea Barbieri. Buonasera Massimo. Buonasera. A discutere insieme a voi Simone Fornasiere. Buonasera. E chi questa eccellenza l'ha battezzata in maniera provocatoria a inizio stagione, Ermanno Tomei. Ciao mister. Massimo, grazie. Abbiamo aperto con questa immagine, con questa foto del San Luigi che festeggia. Di solito apro con un domandone, abbiamo aperto insomma con il San Luigi che esultava, rigorosamente musica italiana a terzo tempo, e bravi che scegliete una musica italiana per farmi aprire questa puntata. Domandone che stasera facciamo così, ne faccio uno solo a Pocecco rapido. Cosa fa il 14 giugno? Vengo da te. Bravo, preparato, perché ti aspetto, ecco, apro questa puntata mostrando questo invito ufficiale che arriverà alle società, agli allenatori, e parto con consegnando simbolicamente l'invito a mister Pocecco per il 14 giugno, Villa Frattina Caiselli, ore 20 a Percotto, dove sicuramente sarà premiato San Luigi e tutte le squadre che hanno vinto i campionati, i capocannonieri e anche i migliori protagonisti. Posso dire che in studio abbiamo anche 3 dei 4 giudici della serata, perché saranno Andrea Barbieri, Ermanno Tomei, Simone Fornasiere, vi annunceremo tutto, però adesso partiamo con l'analisi di questa serata, molta eccellenza ma anche le ultime nomination della stagione. Allora, domanda rapida, questa promozione del San Luigi vista a bocce fredde, insomma, bocce ferme, com'è? Che promozione è stata? Ha vinto la squadra che non era favorita? Ma io credo di sì, questo non c'è ombra di dubbio, nel senso che sapevamo che ai nastri di partenza c'erano almeno 4 squadre sicuramente che potevano vincere questo campionato. Ha vinto la squadra che non era favorita? Insomma sì, sinceramente credo che
tutti all'inizio hanno pronosticato altre squadre, però insomma i cavalli si vedono alla fine e San Luigi ha meritato. Sorpresi da spettatori di questa vittoria del campionato di San Luigi, sì o no? Io credo di sì, ma credo che lo siano anche non adesso, ma adesso ovviamente da un po' che ci credono eccetera, ma se l'avessimo fatto la domanda all'inizio dell'anno sicuramente credo che anche loro sarebbero sorpresi. C'è la sorpresa o no adesso? Ma in questo momento non c'è la sorpresa perché abbiamo vinto il campionato, però se mi chiedi se... all'inizio e ti dico non avrei scommesso sulla vittoria. È stata una vittoria sorprendente in questo senso? Sì, assolutamente sì. Barbieri? Assolutamente, mi accodo a loro perché io, ma penso quasi tutti gli esperti a inizio stagione non davano certo il San Luigi come la squadra che alla fine avrebbe vinto, però si è dimostrata la più costante e continua, quindi complimenti a loro. Quanto sorpreso Fornasere? Ma tantissimo, credo che negli ultimi 15 anni sia la squadra che ha sorpreso di più per aver vinto il campionato di eccellenza, che negli ultimi anni insomma quelle che hanno vinto avevano rispettato abbastanza le attese. Lo sapevamo che c'era qualche buon giocatore con uno su tutti, ma ci ripetiamo, Carlevaris, tanti giovani buoni, ma insomma questa squadra Poccecco l'ha presa in mano l'altro anno per salvarsi e si è salvato a 1/2 giornate dalla fine, a due, ecco adesso la memoria un po' mi ingannava. Se non è sorpresa quest'anno San Luigi, credo che dal 91 magari mister Tomei, che è più memoria storica, ci siano state poche sorprese come queste a vincere. Sì, diciamo che non era né programmata né preventivata la vittoria del San Luigi, quindi per questo motivo secondo me è ancora più bella. Ok, è anche bella, sì. No? Sì, Quando queste... quando si vince e non hai programmato nulla per vincere è una sorpresona. Sorpresona. Allora andiamo con ordine. Innanzitutto leggete la benedetta primavera del San Luigi, non maledetta. Andiamo a ripercorrere questo campionato vinto con un riassunto, ma che vuole parlare non solo del campionato ma di un percorso. Il San Luigi torna in Serie D 5 anni dopo. Servizio. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. La prima bellissima volta nel 2019, la prima Serie D. Che imbroglio era, maledetta primavera. Che imbroglio era, tutti retrocessi a causa del Covid. Nel mezzo il San Luigi riparte e affronta un anno fa la crisi. Devo dire la verità che non sono per niente contento dei ragazzi, per niente. E se andiamo avanti così, la promozione è il traguardo. La promozione che arriva invece ancora in Serie D, tutto parte dal ritorno di mister Poccecco. Io ho bisogno di un allenatore che conosca l'ambiente, che viva in società, che mi conosca juniores, allievi. Un San Luigino chiamato a riportare il San Luigi in categoria. Prima li ha riportati in eccellenza, poi li ha riportati in Serie D. È la Serie D che ti chiama, mister, ti lascio. Ti sta chiamando. Ciao, ci vediamo, ti ringrazio, però ne riparliamo di sta cosa. Va bene. Lascia stare, va. Il campionato è pazzo, ma il San Luigi trova subito un buon ritmo, battezzato favorito dal grande ex Sandrin. Io credo che il San Luigi possa ambire a ripetere quello che è stato fatto 5 anni fa. San Luigi in testa alle prime 7 giornate prima di lasciare spazio alla sorpresa Fontanafredda. Si laurea campione d'inverno. Arriva il momento del Codroipo, ma dalla 24esima giornata si insedia da solo con il momento più alto in casa il 9 marzo, 3-1 al Tamai, battuto andata e ritorno. Prima di Pasqua la vittoria netta col Chiarbola Ponziana. Voglio e vogliamo vincere il campionato. Questo sì, adesso te lo dico. Dobbiamo farne ancora 3, no? E alla prima delle 3 arriva una sconfitta con il Rive Fleibano. Ecco la paura, il Tamai che recupera punti. Un pareggio decisivo col Fiume, ma anche un pareggio decisivo del Muggia a Tamai con la rete di Trebez. Dettagli fondamentali in un campionato equilibrato. Qua abbiamo Carola. Vuoi dirgli grazie per quel gol a Tamai? No, voglio ringraziarlo perché ha lasciato andare Tonini, Olio e Villanovic. Col Maniago Vaillant, sole, gol e festa. Basta un punto in più per vincere l'eccellenza e tornare in Serie D in primavera.
è di nuovo lì per innamorarsi ancora. Per innamorarmi ancora. Che fretta c'era? Nessuna, adesso è una benedetta primavera però, Per innamorarsi basta un'ora. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, lo sappiamo io e lei. Na 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 na. Eh sì, perché chiudiamo, non l'abbiamo ancora nominato, ma è nel titolo, il San Luigi di Peruzzo, no? Che emozione hai? Tanta perché c'è una storia dietro questa cosa qua, una storia che io ho iniziato quasi 25 anni fa facendo il calciatore. A San Luigi ho giocato quasi 10 anni in eccellenza, tra l'altro c'era Maura Sassacile, giocava davanti, ci siamo pestati un po'. Tu più o meglio. Però è iniziata da lì questo grande amore che io ho verso questa società e questi colori. E sai che vincere, secondo me, in casa non è mai semplice, però se ci riesci ha un profumo veramente speciale. E questo è un profumo speciale in tutti i sensi. Per voi che emozione è stata? Torniamo indietro, Moras e Barbieri, perché qua c'è davvero tanta appartenenza, no? Voi magari avete percorsi leggermente diversi, eravate lì proprio per vincere, Ale, no? Sì, credo che l'identità che c'è a San Luigi sia difficile da trovare in altre società. Potrebbe esserci forse a Tolmezzo o a Chiarbolo, altri ambienti forse un po' più chiusi, diciamo, proprio come ambienti. Per me personalmente è stata ovviamente un'emozione incredibile, perché rivedere anche immagini di festa, così ti fa venire in mente tutte le emozioni che hai vissuto e per le quali tutti quanti noi siamo appassionati a questo gioco, questa è la verità. Chiaramente è diverso, io venivo da 3 anni, terzo anno insomma per noi era un obbligo, diciamo, vincere, e la chiusura è stata una chiusura insomma di un piccolo percorso, però ovviamente un po' da questo punto di vista un po' diverso rispetto a San Luigi. Per te, mister Barbieri? Sì, sicuramente anche per me è stato diverso. Noi abbiamo vinto al secondo anno, il primo anno era un anno che siamo ripartiti da una retrocessione e quindi c'era da riportare soltanto un po' di entusiasmo e un po' di allegria nell'ambiente. Il secondo anno c'era l'obiettivo e l'obbligo, tra virgolette, di vincere e abbiamo vinto, però poi quando vinci capisci tutti i sacrifici che hai fatto in 10-11 mesi, perché dopo alla fine se sei obbligato a vincere e vinci hai raggiunto l'obiettivo, se non eri favorito e hai vinto hai raggiunto l'obiettivo in un'altra maniera, però il vincere è sempre unico, è sempre un ricordo indelebile. Allora, abbiamo detto gli ultimi campionati di eccellenza avevano proprio le grandi favorite, no? Nel loro cammino. Quest'anno era diverso. Come ha vinto il San Luigi? Cerchiamo di analizzare al di là della parte emozionale, no? Che ha tanto valore secondo me. Abbiamo aperto con un servizio emozionale, ci torneremo sulle emozioni, però stasera è anche tempo di analisi, no? Prima di entrare propriamente in campo c'è un ragionamento che secondo me lo chiamerei comunque emotivo, quello di Fabio Pittilino. Sentite cosa ha detto domenica a tutto campo, oltre ai complimenti al San Luigi. Sentiamo. Sono stati bravissimi secondo me a sfruttare le incertezze altrui. Anche le tue, però, anche e le, lì loro però sono stati anche bravi. Le tue? Anche quelle del Codroipo, certo. È così? Ma diciamo che può essere anche vero in una parte, poi io analizzo il campionato che abbiamo dovuto affrontare
E secondo me i meriti sono nostri, perché, ti spiego anche perché abbiamo dato, e probabilmente siamo stata l'unica squadra a dare una certa continuità in un campionato complicato, che poi possiamo discutere se era di livello, di meno livello, quello si può discutere ed è un'analisi che ognuno fa, però è stato un campionato complicato dove viveva nell'incertezza, tanto è vero che ci si alternava più di qualche volta come capo classifica, perché non dimentichiamo che c'è stato anche non solo il Tamai e il Codroipo, c'è stato anche il Fontana Fredda. Guarda, che... ho rielaborato i primati di questa eccellenza. Voi avete avuto il primato per 20 giornate, sì, e dalla 24esima alla 34esima poi è stato solo vostro. Chi c'è stato? Lasciamo stare le prime giornate, poi c'è stato il momento del Fontana Fredda e il momento del Codroipo soprattutto, quindi tu dici insomma è stato un campionato dove si sono alternate anche per un certo momento delle forze. Certo, no? sì, è vero, perché è stato questo il campionato. Diciamo che la nostra continuità, che poi possiamo parlare di un gruppo perché è stato un gruppo straordinario, e probabilmente è stato vinto perché avevamo la spensieratezza per poterlo fare, cioè non avevamo nessun tipo di pressione da parte di nessuno. E forse, dico io forse, perché poi anche lì c'è da discutere, nel momento che magari al rientro della pausa di Pasqua ci siamo resi conto che stavamo facendo qualcosa di straordinario e magari lì, in quel momento, abbiamo perso magari quella freschezza o quella spensieratezza di poter affrontare un determinato tipo di gara. E non è stata fortuna, ma è stata semplicemente una continuità di questo gruppo, perché tu devi capire che noi abbiamo girato il girone di andata a 31 e abbiamo chiuso il girone di ritorno a 32. Un grande equilibrio, no? Sì, Nel vostro questo sto dicendo, è stato sicuramente siamo stati la squadra che ha trovato continuità. Continuità, soprattutto nella parte centrale. Però quella frase lì di Pittilino è un'opinione. Certo. Che ci può stare, no? Rispettabile. Che non è togliere i meriti. Io innanzitutto abbiamo aperto omaggiando il San Luigi, però adesso voglio capire le opinioni di chi ha visto questo campionato. Sembra più un campionato di incertezze degli altri più che di grandissime certezze della capolista. Come giocate con questa bilancia, Tomei? Massimo, io dico che questo è un campionato che a un certo punto tutti pensavano di poterlo vincere, però nessuno veramente voleva vincerlo. Però loro l'hanno vinto. Sì, ma lui l'ha dichiarato quando mancavano 3 partite alla fine, voleva vincere, anzi 2 partite perché l'ultima era col Maniaco, quindi leviamola. Quindi mancavano 2 partite e lui ha dichiarato che voleva vincere il campionato, a 2 partite alla fine. Cioè l'avrei dichiarato anch'io, senza nessun problema. Però prima nessuno... Cioè tutti pensavano di vincere, perché a un certo punto il Gorizia... Ma lui, su questo abbiamo avuto un confronto con Pozzecco che ce l'ha dichiarato. Tu dici perché devo dichiararlo prima? Questo è un tema di Mister Tomei, vi posso far parlare tra di voi? Sì, ma perché tutti pensavano di vincerlo, tutti, anche loro a un certo punto hanno detto ma qua chi è che lo vince il campionato? Quasi quasi lo vinciamo noi, quasi quasi. Questi sono stati i discorsi fatti. Non voglio prendere i meriti, Massimo, però non più tardi di metà dicembre io in trasmissione dichiarai questo è un campionato che si vince e si perde per un punto. Quindi se veramente una società lo vuole vincere, era quello il momento di vincere il campionato, ma nessuno ha fatto il passo per vincerlo, nessuno. Cosa vuoi dire? Ma no, io dico che posso dare una conferma su una cosa. Io avevo detto che questo campionato si deciderà all'ultima domenica, l'ho detto. E di un punto? No, io di un punto non l'ho detto perché non sono esperto come il mister, però ho detto che questo campionato si deciderà all'ultima domenica. Così arrivo a voi, sentite Giovannini cosa dice su questo dettaglio, alla fine noi siamo qua a parlare, però basta così, basta poco, era la sua maglietta celebrativa, sentiamolo. Cortomuso. Dai, la maglia è diversa dagli altri, fai un passo indietro, facci vedere che bella la maglia del capitano. Il cortomuso è il cortomuso, alla fine non serve vincere di 100 punti, non serve essere un ammazzacampionato, basta finire davanti. Fotografia, cortomuso, primi. Barbieri, Moras, voi che invece avete avuto quel ritmo da ammazzacampionato, alla fine si vincono i campionati anche così, no? Assolutamente, e forse ti dà ancora più soddisfazione e più emozione. Sono 2 maniere diverse di vincere,
però che non è che una valga più di un'altra, anzi, ripeto. Ma qual è la bilancia? Che la bilancia... Dove pende la bilancia di Barbieri? Tra il cortomuso e quindi il San Luigi pronto ai suoi meriti e l'incertezza di tutti gli altri? Ma è un mix delle due cose, perché se il San Luigi vince di cortomuso a 63 punti e l'anno scorso l'ha vinto Ale a 72, 2 anni fa l'ho vinto io a 85, c'è qualcosa che ha miscelato le due cose, quindi un po' di incertezza sicuramente da parte delle altre e il merito della continuità del San Luigi e arriviamo a questo risultato. Sì, io concordo con Andrea, nel senso che secondo me ci sono tutti e due gli aspetti, ci sono dei grandi meriti del San Luigi di aver probabilmente approfittato di questo grande equilibrio dove magari non c'è stata una squadra come magari nei precedenti che aveva forse questa programmazione o questo obiettivo prefissato all'inizio. Si pensava che potesse essere Tamai, però ha fatto un giro d'andata sottotono anche proprio a livello numerico, anche se il ritorno è stata di gran lunga la migliore e quindi secondo me però i meriti vanno a San Luigi perché quando vinci hai ragione. Poi è stato un campionato molto equilibrato e loro in questo equilibrio sono stati più continui. Secondo me, se posso dire una cosa sulla diatriba che parlavi prima, secondo me è stato molto bravo il mister a non dichiarare prima, perché in un ambiente dove magari non parti con quell'idea dall'inizio, dichiarare magari a metà stagione di voler assolutamente vincere, magari caricavi l'ambiente di pressioni che magari non erano in quel momento adatte. Quello è un po' secondo il me tema. Secondo me è stato bravo nel gestire questa situazione il mister. Tomei, poi arrivo a Fornasiere, questo è un po' il tema, il fatto che più di qualcuno sposa questa tesi, che è di Poceco, che adesso ha spiegato anche Moras, non era il campionato dove dichiararsi. Cioè, secondo me lui lo voleva vincere dalla prima di campionato. Sì, ma non era, è stato primo, se abbiamo visto lì, è stato se lui dentro di sé lo voleva vincere. Ma questo campionato... Però secondo me per la gestione del suo gruppo, non per il campionato, per la gestione del suo gruppo, che non parti dall'inizio con quello favorito, vivi una bella favola e poi alla fine approfitti di questa situazione anche di punti dove tecnicamente poi sono bastati pochi punti per vincere il campionato e questi però sono stati dei meriti. Secondo me. Per me i campionati si vincono a luglio, programmazione, investimenti, dichiarazioni, il campionato quest'anno... Ma perché il San Luigi dà la sensazione di non essere programmato? Ma non ci credeva nemmeno il mister a vincere il campionato. Quando mai lui ha creduto di vincere il campionato? Mai, perché lo potevano vincere tutti. Lui dice ma forse... E qua rispondo, parlate voi. Io non voglio mettere, però dico quello che penso io. Certo. Secondo me lui a un certo punto ha detto ma quasi questo campionato lo voglio vincere anch'io, perché non lo vince nessuno, mi ci metto dentro anch'io, perché se non programmi all'inizio, perché non era stato programmato, non è stato preventivato, investimenti non erano stati fatti per vincere il campionato. No, come pensi di poter dichiarare di vincere un campionato? Non puoi dichiararlo, giustamente lui non poteva dichiararlo. Cosa vuoi dire? Ma no, è tutto vero, nel senso che quando programmi una squadra per vincere... Allora, ti faccio l'esempio concreto, nel senso che l'anno che io vinco la promozione a San Luigi, noi abbiamo una squadra che è stata programmata per vincere il campionato, perciò partiamo ai nastri di partenza da favoriti, eravamo noi e la Juventina, vero, i due favoriti del campionato, perciò questo è l'esempio che io ti faccio. Quest'anno noi siamo partiti e gli obiettivi della società erano di ovviamente migliorare il campionato precedente, rimanere nella parte sinistra del tabellone, possibilmente più in alto possibile. Questo era un obiettivo. Però qua veniamo al discorso centrale, voglio sentire anche Fornasiere, che l'obiettivo poi è maturato grazie all'incertezza del campionato, perché altrimenti... In questo ha ragione Tomei, voglio dire, voi siete una squadra forte, di qualità, che aveva un obiettivo corretto, ma migliorate così tanto, salite così tanto da vincere il campionato, perché a un certo punto capite che ci sono i margini per vincere questo campionato. No? Ma noi abbiamo fatto... Scusa. Poi arrivo anche da Fornasiere. Vai. Sì, ma i margini lo capiscono esserci i margini quando vedono che c'è l'equilibrio. Secondo me in quella grafica che tu hai mostrato c'è un dato emblematico. Rivediamola, quella dei primati. Il Tamai, che è arrivato secondo a un punto,
è stato primo solo la prima giornata, che non conta niente, perché la prima giornata vuol dire che se hai vinto la tua gara d'esordio. Certo. Si sono intercambiate 5-6 squadre, San Vitese, addirittura il Cras è stato in testa, Fontana Fredda, il Tamai arriva secondo a 1 punto ed è stato in testa solo la prima domenica. Questo secondo me è un dato che deve far pensare, cioè loro sono stati bravi e più continui in un campionato equilibrato, quindi il margine, l'hanno capito tutti che c'era il margine, era equilibrato, la squadra che ha vinto ha perso 7 volte e la seconda 10, vuol dire che non c'è stato il Brian Lignano o il Chions di turno, o il Monfalcone o chi vogliamo degli anni passati, o il Tor Viscosa di qualche anno fa. Quindi è vero che tutti potevano dichiarare di vincerlo, ma forse nessuno ci credeva così. Oltre a questo discorso vi chiedo la forza del San Luigi, al di là degli aspetti mentali, qual è stata? Per me il gruppo, come ha detto prima Ale, che loro sono come Tolmezzo, come può essere Cras, Chiarbola, forse anche Tamai, no? Tu Ale è una realtà che conosci bene, è stato l'essere San Luigini, con un gruppo giovane, con giovani cresciuti nel loro settore giovanile, perché loro non fanno l'acquisto di grido che può essere Ciriello che dal Tor Viscosa passa al Brian Lignano, no? E quindi credo che il loro segreto sia proprio il gruppo, più che altro. E infatti una cosa che si dice spesso del San Luigi, no? Questo voglio sentire anche Barbieri, le vostre vittorie, sia la tua che quella di Mora, hanno avuto dei giocatori importantissimi, Valenta piuttosto che Ciriello, ma vi è stato riconosciuto anche un calcio di buonissimo livello, non che non ce l'avesse San Luigi, però su San Luigi ci siamo soffermati molto sull'aspetto identitario, no? Mi dici, Andrea, questo San Luigi cosa aveva? Aveva qualcosa di più oltre a questo? Che idea ti sei fatto tu, insomma? Aveva dei giocatori che sicuramente hanno giocato anche per vincere dei campionati, perché Caramelli, Giovannini hanno giocato per degli obiettivi gli anni scorsi, magari non quest'anno, e poi sicuramente un po' di esperienza di Villanovic e Olio, quando non sono stati infortunati, sono giocatori che ti danno esperienza, penso anche durante la settimana, della gestione, cioè parliamo di giocatori importanti per la categoria, e logicamente poi Carlevaris ti sposta un po' gli equilibri, perché alla fine la giocata importante ce l'ha, perché alla fine il guizzo ce l'ha, 4-5 giovani interessanti nella rosa, è tutto un insieme che poi ti porta a questi risultati. Questo è il mio punto di vista. Carlevaris vale Valenta, cioè tu hai detto prima Valenta, ma Carlevaris a Trieste sì, a San Luigi Trieste, vale sì. Valenta, cioè, a Trieste, a San Luigi volevo dire, no? Geograficamente lì sì. Ciriello lo metto là, però Valenta io credo che... Sì, però ti sta dicendo una cosa, mister. A San Luigi. Sì. Giocatore, cioè, secondo me il massimo della resa lui la dà lì. Tu vorresti vedere Carlevaris, no vorresti, diciamo che magari decontestualizzato non vale Valenta. No, non vale Valenta, non vale il Carlevaris. Secondo me come si esprime nella sua società non riesce a farlo da altre parti. Questa è la mia opinione. Sì, sì. Io nell'analisi concordo con Andrea, secondo me ha detto tutte cose giuste. C'è sicuramente un'analisi che hanno più di qualche giocatore che aveva già vinto, perché credo che lo stesso Giovannini, Caramelli, Villanovic che è tornato, Carlevari stesso, hanno aggiunto un giocatore che secondo me è, insomma, non sottovalutato, però Cofone secondo me è un ottimo attaccante, per la categoria è un ottimo attaccante. A me sono piaciuti tantissimi giovani. Poi ci sono i giovani. Quando li ha messi hanno fatto sempre, c'è stata la domenica in cui ha fatto Vagelli, una Marzi, adesso Osmani che è stato campione d'Italia, Brunner, Zecchini. Se tu pensi ha fatto 2 gol Zecchini in categoria, è un 2007, e ha giocato pochissimi minuti, perciò una percentuale è altissima. Allora è questo che io premo di dire. Sì, va bene, con tutto il rispetto delle altre squadre, possono aver forato, possono aver bucato, ma quello che è stato fatto un qualcosa di veramente importante. Ma perché? Perché abbiamo dato un senso di appartenenza. E quando tu dai un senso di appartenenza a una cosa, è difficile, non dico che non sia
impossibile non vincere, però è difficile, perché? Perché giochi per qualcosa che senti tuo. Bello. Vorrei chiudere? No, ma ha perfettamente ragione, che poi anche tutto l'insieme dei giovani che ha detto fanno parte dell'identità di cui parlavamo prima e di quell'intervista forse che aveva detto prima Peruzzo di un anno fa, che voleva l'ambiente San Luigi, poi tutte le piccole cose hanno fatto sì che ora siamo qui a parlare così. Perché in questa storia, oltre al campo, c'è proprio questa parte qua emotiva, mentale, questa identità, quello switch che chiede Peruzzo, che però poi porta, e non lo pensava ovviamente, un anno dopo a ritrovarsi in Serie D. I momenti del San Luigi, quali sono stati in questo campionato? Jacopo Puntin le ha chiesto ai protagonisti. Questo è il momento che chiude la stagione, un rione intero che festeggia una grande famiglia, quella del Sanlu, a festeggiare un'immagine bellissima che racchiude l'essenza di questa società, un'annata vissuta su tanti momenti che sono stati i più bravi a sfruttare, ma qual è stato il migliore per i protagonisti? Gol contro la Profagagna qua in casa. Il fischio finale di oggi sicuramente. Qualche mese fa è nata mia figlia, a Muggia, e insomma nel derby fare una buona parata e poi parare il rigore penso sia stato un bel ricordo di questa stagione. Il fischio finale qua, perché è il culmine di una stagione, il culmine di sacrifici, infortuni, delusioni, gioie, e alla fine è questo che ci ripaga da tutto quello che abbiamo fatto. Il percorso è stato importante, però è questo il momento più bello, finire, abbracciare tutti, essersi resi conto di aver fatto la storia di questa società. Ma in tutti questi momenti, non solo di questa stagione, ma di tutta la storia del San Luigi, c'è sempre lui, il presidente Ezio Peruzzo. Emozione veramente tantissima, perché è un'emozione che è venuta in tutti questi mesi dove non è stata programmata e dove che stamattina io non ero ancora convinto del tutto. E ci è voluto veramente, dopo i primi 2 gol, a dire finalmente ce l'abbiamo fatta. Una parola su Ezio Peruzzo. Non basta. È il mio papà sportivo, questo ti posso dire. Lo riconosco come... è troppo banale dire un grande presidente perché ha fatto la storia del San Luigi, quella è una persona che gli vuoi bene, perché io a Ezio gli voglio bene. Ecco, quello che sta uscendo qua va oltre al calcio ed è molto bello e secondo me fa capire che noi parliamo di calcio giocato, ovviamente analizziamo, fra poco diamo i voti all'eccellenza, ma c'è una cosa che va oltre tutto e vale per tutti, sono le emozioni ed è una promozione che fa percepire queste emozioni. Abbiamo parlato di momenti belli, emozionali. Carola, che ti hai fatto una frecciatina domenica. Ma no, era una battuta, dai, con Ricky non ce ne sono potuti. Però insomma hai detto, però è curioso anche quello, no? Che quei giocatori che erano allo Zallo e sono rientrati sono stati importanti, certo. No? E Carola ha individuato un altro momento, secondo me, che condivido tantissimo del San Luigi, sentiamo. Però il San Luigi è stato molto bravo a portarsi dalla sua parte tutti gli episodi. E quindi là c'è stata secondo me la differenza, perché c'è stato un momento del campionato in cui San Luigi ha fatto gol al 94esimo con Grujic a Tolmezzo e là poi hanno fatto un filotto di vittorie incredibili. Ecco, cioè pensiamo, abbiamo detto diversi nomi, Simone, Grujic, un gol, quello lì. Sì, tra l'altro quella vittoria a Tolmezzo con un Tolmezzo che credo arrivasse da 4-5 vittorie di fila, sì, stava bene, che guardava addirittura anche il Tolmezzo poi ai posti alti. Se avrebbe finito così, ma guardare i posti alti. Beh, Grujic insomma è un altro giocatore, abbiamo parlato di giocatori abituati a vincere, prima abbiamo detto Caramelli e Carlevari, sì, che sono classe 2000, beh, Grujic non ha bisogno di presentazioni. Gli episodi, no, mister Tomei, questi contano? No, ma loro sono stati bravi secondo me perché al di là del braccino corto, ne parlavamo prima col mister fuori onda, il braccino corto che hanno avuto le ultime 3 partite, perché perdere a Flebbano, quando si sono resi conto che potevano vincere il campionato, hanno perso a Flebbano, stavano perdendo quasi a Fiume,
Quindi al di là di quello, però io ho visto 2 partite loro, ho visto una squadra allegra, col sorriso, mi sono piaciuti per quello. Che non era più così totalmente dopo Pasqua, hai detto, sì, no? Sì. Ma a Fiume, sinceramente a Fiume hai temuto? Ma sai, io ho incontrato un Fiume in salute, ho trovato una squadra forte e mi sembra che ne parlavamo proprio prima. Io ho detto che all'inizio, ai nastri di partenza, il Fiume lo collocavo tra le prime 5 posizioni perché ha fatto un mercato estivo importante. Poi hai visto, cioè io dico una cosa, no? Sai, finché fora una, allora dici va bene, ha forato, però dal momento che 4-5 situazioni diverse dalle nostre che potevano ambire a vincere il campionato, vuol dire che questo campionato è stato complicato e io non finirò mai di dirlo perché l'ho vissuto e ti posso garantire che ogni partita e su ogni campo che andavi trovavi sempre l'incognita, non era mai fatto sulla carta, nel senso che, come ti ho detto, io ho fatto il campionato di promozione, sapevo che andavo in campo e sapevo che la vincevo perché ero troppo forte. E qua non era così. Questa volta no. Però uno più forte degli altri ce l'avevi. Carlevaris quest'anno 20 gol in stagione, 15 in campionato, 5 in Coppa, tra l'altro con una prestazione in Coppa, ricordo con l'Azzurra, fantastica. Sentiamolo. 20 gol in questa stagione, se dovessi fare una classifica dove metteresti questa stagione nelle tue? È la stagione più prolifica. Sono contento perché abbiamo fatto un risultato incredibile rispetto a quello di 6 anni fa, che effettivamente eravamo una squadra fortissima, costruita. Questa è cresciuta man mano che passava il tempo e ha dimostrato di essere quello che è stato fino ad oggi. Allora, che occhiali aveva? Cosa aveva? Occhiali da sci? Ma non so, se l'hai messi lui, olio, zetto, non proprio niente. L'altro è arrivato con la testa di Gabbiano. Tutto un casino. È un disastro. È un disastro. E l'abbiamo vinto per questo. Carlevaris ha spostato gli equilibri del San Luigi, lo avete detto tutti, no? Gli è mancato 3 mesi, se no avrebbe fatto 30 gol quest'anno come Valenta e come Ciriello. Anche se non è quel tipo di giocatore, no? Andrea, è un altro tipo di giocatore. Ha caratteristiche diverse, però è un giocatore che in eccellenza secondo me fa veramente la differenza. Poi ripeto, in un contesto di famiglia come il San Luigi e lui è di Trieste, secondo me risalta ancora di più. Ecco. Penso sia un giocatore che ha le caratteristiche che piacciono ad un mister, no Ale? Ma sì, bravo, devo aggiungere, hanno detto tutto, ma non è che è evidente che sia un ottimo giocatore, è stato fuori anche tanto tempo e questo va anche, insomma, pro del San Luigi, magari sai, con un po' più di Carlevaris forse avrebbero fatto ancora più punti. Sì, siamo sempre nei segni, ma Carlevaris è un grande giocatore. Fine. In questa eccellenza non ce n'era Ma no, dai, nettamente più forte dell'eccellenza. Così netto il distacco. Sì, dai, ha una classe in questo campionato, ma lui ha fatto vedere buone cose anche in C e in D, poi non ha reso per quanto siamo abituati, perché, no, concordo con te Andrea, che è fuori da San Luigi, però insomma non possiamo... Vediamo il prossimo anno in D a San Luigi. Sì, ma potrebbe essere il prossimo però anno, potrebbe lui essere la sua consacrazione in D a San Luigi. Però l'anno della D a San Luigi, poi retrocessi per il Covid, sì, però qualcosa di buono va fatto. Sì, però secondo me adesso ha la maturità anche per essere decisivo. Sì, sono d'accordo. Vediamo in D con San Luigi, hai detto, però non ha risposto a domande sul futuro. Ancora per il momento. Non c'è dubbio che ripartite da Carlevaris al centro del progetto in D. Ma io non mi sono neanche posto sta domanda. No, so, abbiamo chiesto. Adesso mi metti agitazione, devo tornare fino a Trieste e devo pensare che non ho Carlevaris. A te non piace, per me l'hai detto prima. Me l'hai detto prima che non ti piace. Ciriello Carnevali sarebbe una bella coppia. Attenzione, adesso parlo un po' di futuro, perché uno dei grandi temi quando si va in D è proprio questo, territorialità, più squadre hanno provato a ragionare su questo, l'ha fatto il Brian Lignano. Questa identità l'abbiamo sentito, c'è Trieste. Icio Cespa, sentiamolo. Io quest'anno faccio 20 anni a San Luigi, concludo quindi un percorso importante con questa ennesima promozione presa. Dico la verità, questa è una società dove si sta bene,
Quindi mi auguro, ecco una cosa voglio dire, tu mi hai chiesto se per caso ci sono delle notizie riguardanti il prossimo anno. A me piacerebbe una cosa, riuscire a recuperare qualche ragazzo triestino che in questo momento sta già giocando in Serie D, che magari avrà voglia di avvicinarsi a casa o di venire qua e provare a fare un anno con noi. Piacerebbe avere un'identità triestina in Serie D. Questo è una cosa che personalmente ci tengo molto. È un indizio forse su un attaccante che inizia per C, forse il cognome? Se parliamo di Gianluca, Gianluca è chiaramente un top, è un fuori categoria e che è giusto, che è nato qua, chiaramente lui ci ha già portato in Serie D a suo tempo. Tra l'altro abbiamo avuto anche la sfortuna, giusto per dirlo, quella che si è rotto dopo due giornate quell'anno lì. No, Gianluca è giusto che cerchi, anzi mi auguro che possa riuscire ad andare anche un gradino sopra. È giusto che vada a cercare momenti superiori da un certo punto di vista e anche che abbia soddisfazioni come le sta avendo da questi anni a questa parte. No, Gianluca rimane comunque un amico nostro, ma è giusto che faccia la sua strada. A Ciriello ci arrivo, tu hai fatto due vittorie in eccellenza, hai fatto 13 anni di D. Onestamente l'identità triestina nella D del futuro può bastare? Ma dipende dai programmi che ha la società, sicuramente. L'ambiente senz'altro aiuta, però... Ma dopo una promozione così, quanto può far paura la Serie D al San Luigi, a questo San Luigi, quello che ha vinto questo campionato d'eccellenza? Ma io, senza nulla togliere i giocatori che ha San Luigi, ma credo che se li tiriamo fuori dal contesto, San Luigi, io credo che 2 giocatori, 3 possono farla D. È poco, eh? Se li tiriamo fuori da quel contesto lì, 2-3 possono farlo D. Poi in quel contesto San Luigi può diventare forte anche il ragazzino del 2007. Certo, questa è una fortuna, avere i giovani da far crescere in categoria, però può diventare un tema. Però se parliamo di giocatori di categoria... poi sentiamo i due... La recente storia ci insegna di stare tranquilli. Il Tor Viscosa si è salvato, il Brian si è non salvato, ha fatto un campionato straordinario quest'anno. Quindi la storia ci insegna che nulla è precluso e chiaramente il Brian un paio di pezzi li ha messi vicino quest'anno, no? Penso a Mutavcic, in mezzo al campo, come si chiamava? Kocic, quindi qualcuno... Bevilacqua dietro. Bevilacqua, Berzotti, però insomma mi pare che la storia insegni negli ultimi anni che con qualche ritocco mirato si possa giocare per salvarsi, che credo che è quello che proverà a fare San Luigi. Velocissimo, Barbieri, Moras e poi il protagonista. Dopo un campionato così salire in D, come si arriva in Serie D? Al di là dei meriti, l'entusiasmo, eccetera. Andreas, so che sei onesto in queste analisi. Devi cambiare tanto. Devi cambiare tanto. Ale. Secondo me è un passo che dipenderà un po' dalla società, deve essere la società a decidere cosa vuol fare, ci sono tante variabili, economica una su tutte, perché non parliamoci chiaro, quello è un aspetto importante. È chiaro che quello che ha detto però il direttore sportivo mi sembra una cosa corretta. Che ci sta. Sì, assolutamente, anche se poi ovviamente la Serie D è un campionato diverso, ma questo insomma lo sanno anche loro, insomma, però l'idea è quella di mantenere, credo, la barra dritta e fare quello che può fare una società. Questo credo sia la cosa ad ogni livello più importante. Pocecco, come pensi alla D? Io sono d'accordo con quello che ha detto il direttore, nel senso che noi abbiamo un'entità ben precisa, sicuramente non sarà snaturata questa cosa qua, cercheremo di fare delle cose mirate, cercheremo di lavorare su situazioni che chi viene deve capire che a San Luigi si può star bene, ma non è che sia perché sto bene allora mi adeguo, mi adatto. Se viene per star bene, per combattere, saranno delle figure importanti. È ovvio che entreremo nella Serie D in punta di piedi e piano piano vedremo un po' quello che saremo in grado e capaci di fare. Adesso in questo momento secondo me è giusto parlarne, però sai, è un po' prematuro per capire un po' veramente quello che possiamo dare o quello che possiamo fare in questa Serie D. Posso? La domanda del secolo in D è, ma vi allenerete pomeriggio o sera? Avete già deciso? Ma io, guarda, come ti ho già detto, è una società che non natura le sue gradi. Noi si alleneremo alla sera, perché avremo tanti giocatori che
lavorano. E dunque... Reduce che si è allenato in quell'ora ha fatto benissimo. Tu mi hai detto una cosa, la scorsa estate mi hai detto, beh, ci sono altri campionati al mondo professionisti, semiprofessionistici che si allenano la sera. No, me l'aveva detto Pavanelli, questo mi rincuorava un pochettino. Ecco, però alla fine. Sì, però se chiedi a Ale cosa preferisce... Beh, ovvio, è normale. Anche se nell'esperienza precedente del San Luigi, perché il San Luigi aveva preso un giocatore triestino come Cecchini, che ho avuto la fortuna e sfortuna solo per qualche mese di poter allenare, che era un giocatore fuori categoria, che è arrivato, quindi esistono dei profili sicuramente come il Cecchini di qualche anno fa che possono chiaramente alzare anche il livello, e l'hanno fatto con Scusa Massimo, ti interrompo, non vorrei banalizzare, no? Però il fatto di allenarsi di sera non deve essere un merito che va dato al Brian, i meriti che vanno dati al Brian sono altri. Non è un merito allenarsi di sera. No, assolutamente no. No, perché altrimenti tutte le squadre di Serie D si allenerebbero di sera. Loro sono fra le 4 squadre in Italia che si allenano di sera. In Serie D ce ne sono 4 e una è il Brian. Quindi se allenarsi di sera significa salvarsi, tutti si allenerebbero di sera. Certo. Cioè, quindi... volevamo dire che però anche se lo fai può succedere che arrivi una salvezza ed è ancora più meritevole. Col passare del tempo ti rendere conto che allenarsi di sera non va bene. Non paga. Ok, abbiamo nominato Ciriello, ma Cespa ha detto no, insomma, ha un altro percorso, ma non vuole parlare tanto di futuro Ciriello. Domenica ho provato, ma sentiamo. Siete abbastanza sulla stessa linea d'onda? Potrebbe essere questione di poco? Ma guarda, in questo momento... non voglio parlare di mercato, parleremo più avanti, io ho parlato un po' con la società, però sinceramente oggi è la giornata del San Luigi, fino a ieri ovviamente se penso al Brian Lignano penso a una società fantastica, quindi oggi non voglio parlare di queste cose, ne parleremo più avanti, adesso è finito il campionato, ci prendiamo un po' di sano relax, pensando all'anno che è stato, perché secondo me per il Brian Lignano è stato veramente un anno incredibile, e me lo porto veramente stretto e dopo penseremo più avanti. Non vuoi dare risposte insomma, anche perché la festa, magari la festa del San Luigi ti può far venire qualche pensiero. No, ma guarda, nessuno mi ha chiesto prossimo anno cosa faccio, immagina il mister Poceco cosa sta cercando di prendermi là con un paio di birre, ma no, sto cercando di fuggire, ecco. Fuggito alla fine. Beh, ovvio che fugge. Senti, il tema, ci mancherebbe. Dai, insomma. Il tema che abbiamo, adesso svio un attimo San Luigi, vado da Moras, abbiamo tessuto le lodi del Brian Lignano, di te giustamente, però uno dei temi spesso è cosa sarebbe il Brian Lignano senza Ciriello. Tu come vedi questo tema? La scorsa settimana lui ha portato avanti una tesi che non so se l'hai sentita. Sì, l'ho sentita. Perché era un merito per te? Sì, diciamo che il tono... non sono molto d'accordo con quello che hai detto, nel senso che io non rosico per niente, anzi posso dire se ho 3 Ciriello sono contento che magari vinciamo il campionato. No, secondo me... Non rosichi, rodi dentro, ho detto, no? Nel senso, no, guarda, potrei dirti forse tra giocatori, ma da allenatore se ne ho 4-5, io vorrei avere tutti più bravi, se domani la squadra mi prendono Yamal lo facciamo giocare, non so. No, però quello che fa, usando una rubrica Simone, è quello di stimolare una possibile discussione tramite una provocazione, ovvero quale la interpreto io e voglio parlarne con te. Quando è un giocatore così forte può sembrare che tutto dipenda da lui e si banalizza tutto il resto della squadra. Questo può succedere. Infatti quello volevo. Guarda, no, ma io capisco perché alla fine sono dei numeri, la scorsa settimana hanno portato dei numeri che sono oggettivi e non si discute su quelli. E secondo me non si discute neanche sulla qualità di Gianluca Ciriello, perché alla fine è stato capocannoniere del campionato, ha fatto 20 gol. Non credo che però per giocare a calcio basti solo quello, perché probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente c'è tutto qualcosa intorno che aiuta Ciriello a fare 20 gol. Poi non avrò mai la controprova se è più importante Gianluca per fare i gol o è importante la squadra. Io credo sempre che il calcio sia uno sport di squadra e c'è un discorso di gruppo. Banalizzare tutto alla sola presenza di Ciriello credo non sia giusto, anche perché quest'anno credo che nella mia squadra ci sono stati dei giocatori che hanno fatto, oltre a Gianluca, che ovviamente è un attaccante eccetera, e ha fatto, ti ripeto, è stata fatta una stagione straordinaria, tanti dei miei ragazzi hanno fatto un campionato importante. Però, ne abbiamo parlato con Barbieri, con Tomei, questo Brian Lignano, se non dovesse ripartire da Ciriello, anche se a me sembra, non ne ha parlato, ma le strade portano a un continuare assieme,
è un Brianlignano che perderebbe tantissime certezze al di là di quel discorso di Alessandro, no? Anche tu me lo dicevi, Andrea. Certezze, perderebbe gol, quindi perderebbe punti. Tutto sta poi a trovare eventualmente 1/2 sostituti. Non c'è solo Ciriello. Non è che possiamo... si può cambiare... No, ti faccio l'esempio di Cesca Altamai, quell'anno lì. Mi ha fatto 22 gol Cesca, l'anno dopo Cesca, chi è che sostituisce Cesca? L'anno dopo abbiamo fatto ancora meglio senza Cesca. Quindi voglio dire, non c'è solo Ciriello, la bravura è stata sua, di Alessandro, che ha saputo inserire Ciriello in un contesto di squadra, che è molto importante, perché se non inserisci Ciriello in un contesto di squadra rischi di perderlo subito, invece loro sono stati bravissimi in questo, e Ciriello li ha ricontracambiati facendo 20 gol. Andrea? No, sono d'accordo, nel senso che Ciriello è il finalizzatore e uno che ti finalizza 20 gol ti porta a 7-8 punti, però è stato il finalizzatore. Sarebbe sbagliato, mettiamola così, parlando di mercato, che una società nel suo percorso di crescita restasse troppo legata alla figura di un giocatore. Non puoi dipendere da una figura, ma anche nel contesto diciamo esterno al Brianlignano, no? Esatto, Ciriello sembra quasi che lui non ha fatto niente, sembra. Ed è assurdo sta roba qui, non esiste. Vado a chiudere solo dicendoti Alessandro Moras è ad un passo dalla... Sì. Ok? Siamo vicini, dobbiamo parlare ancora di qualche cosa, ma siamo vicini. Vicinissimo. Molto bene. Pausa e poi secondo tempo, di terzo tempo. Abbiamo chiuso il capitolo in parte San Luigi con tutta l'analisi e adesso andiamo ad approfondire. Parliamo ancora della capolista perché ci sono un paio di sorprese, ancora 2 cose da dire, ma poi anche gli altri argomenti, tra cui il pagellone dell'eccellenza. Torniamo fra poco. Eccoci qua, stiamo ancora parlando di Ciriello, no? Che è uno dei grandi giocatori. Beh, Poce il primo campionato che vince in promozione con San Luigi, no, prima di questo avevi Ciriello nella fase che stava cominciando la sua della sua esplosione, no? Del suo confermarsi quel top player che è Gianluca. Assolutamente. Allora, c'è un altro... abbiamo parlato di un ex San Luigi Ciriello, c'è un altro ex San Luigi che sta facendo bene, è un allenatore, Gridel, tra le prime 8 d'Italia con l'Udinese Under 17. Ha parlato relativamente di questo, oltre gli facciamo i complimenti, ma del suo passato e della sua felicità per questo San Luigi. È un grande momento per me, per noi come squadra, ed è anche un grande momento per il San Luigi. Sono molto contento che nello stesso giorno siano arrivate 2 grandi soddisfazioni sia per me che per la società, una società a cui tengo molto. Merita questo traguardo perché anche magari non avendo un budget da grandissima, però è una grandissima società che lavora bene con i giovani, che ha un settore giovanile strutturato e che ha grandi persone, quindi è la qualità delle persone secondo me che fa ottenere grandi traguardi. C'è grande competenza e c'è grande desiderio di far crescere ragazzi che iniziano a San Luigi e poi esordiscono col San Luigi, quindi questo si crea una grande identità, un grande spirito di appartenenza che è quello che si vede penso ogni volta che si va da lì. San Luigi mi ha dato molto, ha passato circa 20 anni lì da giocatore, poi allenatore, giocatore, tutto quanto, e quindi mi ha dato tutto. Infatti addirittura quando sono venuto a Udine è stato un dolore lasciare San Luigi e ho avuto addirittura qualche dubbio nonostante fosse arrivata una chiamata di una società professionistica, proprio perché si sta bene e quindi mi ha fatto stare bene e mi ha fatto amare il calcio. Per quanto riguarda Poce è una grande persona non è un caso il risultato e non è un caso che vada in Serie D un allenatore che prima di tutto è una persona vera, è una persona che trasmette e anche parlando con i ragazzi è uno che fa star bene e quindi ed è la cosa più importante. Sto capendo sempre di più che è la cosa più importante, riuscire a dare buone sensazioni ai giocatori è la cosa che fa tirar fuori loro di più e fa far loro delle cose in più, che è quello che San Luigi quest'anno è riuscito a fare, quindi grandissimi complimenti a Poce e a tutto il San Luigi. Beh, insomma, direi che riassume proprio, no? Che cosa significa e che percorso è stato, no? per il San Luigi. Sono parole belle, no? Molto. Molto chiare, ecco.
Tenete a mente questo passaggio su cosa possono dare gli allenatori, quello che ha detto di te, cosa possono tirare fuori gli allenatori, perché è il tema che andremo ad affrontare adesso, perché noi abbiamo parlato della vittoria del campionato, dell'eccellenza, ma c'è la salvezza del River Fleibano che viene associata dal River Fleibano non solo come la vittoria di un campionato. Parliamo allora del River Fleibano Servizio. 6 punti in 13 giornate e poi la svolta. Mauro Lizzi arriva, pareggia col Fiume Veneto Bannia e a fine andata, classifica alla mano, sottolinea come l'obiettivo sia raggiungibile. I giochi sono aperti anche sotto, lo saranno spero insomma, fino alla fine e quindi sulla base di questo noi abbiamo insomma, la determinazione di giocarci le nostre carte fino alla fine. C'è un precedente che è quello, cerchiamo i dati positivi, che è quello del Fleibano dell'anno scorso. Se vogliamo c'è il precedente mio personale di 2 anni fa, 13°, che dice quello che ho detto ai ragazzi. Velasco dice che la prima cosa che dice ai suoi è non si molla mai, e quindi è giusto che nello sport non si molli mai. E così, dopo una stagione passata laggiù nell'inferno delle ultime della classe, il sorpasso sul finale di stagione. 36 punti in 21 giornate, ben 32 nel girone di ritorno, diventando da squadra senza speranze alla più forte, la più bella, la più vincente. Il girone di ritorno abbiamo perso 2 o 3 partite mi pare e abbiamo battuto le prime 4 della classe, abbiamo fatto qualcosa di incredibile anche giocando bene a calcio, questo vale come un campionato vinto. Un ritorno insomma da promozione e Mauro Lizzi diventa un profeta per il River Fleibano. Mi trovo a interpretare lo sport come una metafora della vita. Questa esperienza ci dice che nella vita, nello sport come nella vita, ci possono essere momenti difficili e bisogna sempre credersi e mollare mai. Manuel Lizzi, salvezza e soprattutto taglio di capelli? Se era già la salvezza, ognuno di noi fa un voto. Io sono stato il primo ad averlo rispettato. Per noi questa è sicuramente come una promozione. Una promozione. Come una promozione? Stessi punti del San Luigi nel giro di ritorno, 32, solo il Tamai ha fatto meglio, 37 mi pare. 36. 36? Mi pareva 37. Anche a me pareva 37, però il mister mi ha detto 36. Io ho visto... Non ho visto la tabella, ma mi sembrava però, 37. Insomma, vabbè. Poco cambia, ma sì. Vale come una promozione. Sì, quando raccogli la squadra ultima con 6 punti alla 14ª di andata e ti salvi diretto senza play-out, all'ultima giornata potevano esserci salvati già domenica scorsa, poi giustamente c'è anche l'avversario o chi compete con te, che è l'Azzurra, che ha pareggiato, è rinviato, però insomma questo vale come un campionato vinto. Quanto ha sorpreso questo risultato? Sì, soprattutto anche senza play-out hanno fatto una cavalcata, no? Hanno fatto una cavalcata splendida, perché magari sai, recuperi, arrivi ai play-out e la giochi all'ultimo, così loro sono proprio salvati senza play-out, è stata una cavalcata. Scusa Ale, per rafforzare quello che dice lui, la classifica che hai fatto vedere tu erano 6 punti dall'Azzurra, sono arrivati davanti di 9, quindi sono 15 punti mangiati. Ma qua cos'è che fa la differenza allora, Barbieri? Non certo i giocatori, perché alla fine la squadra che ha girato a pochissimi punti dall'andata e rispetto a quella che ha finito il campionato forse sono stati un paio di innesti, ma niente di che. Quindi vuol dire che c'è stato l'intervento del mister che a livello soprattutto mentale, perché secondo me la testa dopo ti fa cambiare l'inerzia di tutto, e quindi un merito sicuramente è del mister e un grandissimo demerito dell'Azzurra, perché alla fine fra poco ne parliamo. Ci devi mettere anche quello dentro. E per mister Tomei invece com'è questa storia? Ma partiamo dal presupposto, secondo me, che aveva una squadra di buoni giocatori, il Fleibano, secondo il mio punto di vista, altrimenti quelle imprese lì non sono possibili. D'accordo? Se non hai una squadra di buoni giocatori di eccellenza non riesci a fare quell'impresa lì. Mauro Lizzi è stato, io lo definisco un fenomeno, no? E quindi se la società lo riconferma e non tocca nulla, è la favorita numero 1 per la vittoria del prossimo dell'eccellenza.
Addirittura inizia. Beh sì, per forza, scusa. Vedremo se dichiara che vuole vincere. No, vabbè, ma però la matematica non è un'opinione. E qua sempre con la tua provocazione tocchi un tema. Vincere un campionato è una cosa, salvarsi Ma ecco perché dico che secondo me Mauro Lizzi è un allenatore, o potrebbe essere uno di quei allenatori empatici che riesce a entrare nella testa dei giocatori e tirar fuori dei suoi giocatori il meglio. Quindi non è detto che Mauro Lizzi se rimane a Flebbano il prossimo anno fa 250 punti. Era perfetto per questo momento qua. Sentiamo che il presidente Minisini cosa ha detto a Fornasieri su questa salvezza, oltre a compararla a una promozione. Minisini. Per mio conto questa è sempre stata squadra dall'inizio del campionato. Purtroppo sono state sbagliate delle scelte iniziali e non abbiamo fatto forse i cambiamenti dovuti al momento giusto. E allora attacca Rossi lui, questa è un'intervista che attacca Rossi, perché se dice sono stati degli errori, noi abbiamo fatto le scelte giuste quando dovevamo farle. Non parlava della squadra. E non parlava della squadra, è un attacco a Rossi questo. Beh, insomma, Max è un nostro ospite, è un nostro primo ministro, quindi io innanzitutto lo rispetto e lo stimo, però è ovvio che in questa vicenda ne esce lui come lo sconfitto. È un'analisi che dobbiamo fare. Ma io non direi che ne esce, non esce, perché purtroppo i campionati molte volte vivono di situazioni, di momenti. Ma se tu fossi l'allenatore Rossi, che insomma sente il presidente che dice questo, cosa penseresti? Vabbè, ma si può sbagliare, ha sbagliato anche l'Azzurra a cambiare allenatore, si può sbagliare. Ci sta, però come dice Simone, no? La scelta allora ha sbagliato la scelta iniziale, probabilmente Rossi non era per quell'ambiente, l'Azzurra ha sbagliato il cambio allenatore. Ma Rossi era già lì, però è stato confermato, quindi è difficile dire non era per quell'ambiente. L'altro anno è arrivato, ha fatto quello che ha fatto Lizzi quest'anno, l'ha fatto lui pur partendo l'anno scorso con un girone, una seconda parte, dai. Ma ecco perché cambiano le situazioni, no? Basta poco, per cambiare il volto di una stagione, basta pochissimo. Sì, però è tanto paradossale, no? Il cambio di questa di ritmo del River Flebbano. 13 partite, 6 punti, nelle restanti 17 più 3, 20, 32, 5 volte tanto, è evidente. Senza imputare niente siamo a nessuno. Onesti. Io ho criticato, rotto le scatole degli allenatori per molto meno, insomma, no, ma è vero, voglio dire, quindi i numeri sono evidenti e qua c'è quella dichiarazione del presidente, va lì dove ha detto Fornasieri, insomma è stato un tema della stagione, poi le stagioni c'è tempo, io auguro a Massimo il prossimo anno di rifare quello che ha già fatto bene in passato, però questa è una stagione nata male, serviva un cambio e quel cambio è arrivato a livello mentale. Mister Tomè mi ha girato una frase dai social di Nesta che secondo me ci fa riflettere un po'. Qua abbiamo tanti allenatori, siete tutti allenatori a parte me e Simone, no? Una figura che è importante per il suo impegno tattico, tecnico, però poi effettivamente proprio anche per spiegare quello che ha fatto Lizzi, questa impresa, può esserci questo aspetto mentale, è un paragone altissimo, ma capitemi, non è per paragonare Lizzi ad Ancelotti e Ranieri, è per far capire un concetto, sentiamo? Per me gli allenatori più forti che ci sono oggi sono Ranieri e Ancelotti, perché? Perché loro hanno una cosa che non si insegna, cioè dentro di loro hanno una capacità di stimolare i giocatori, di stimolare l'ambiente, che quella non si può insegnare, a Coverciano non ti insegnano quella roba. La tattica, se uno non è proprio deficiente, prima o poi ci arriva. Per me loro sono speciali, allenatori speciali, perché loro riescono in tutti i posti dove vanno a tirar fuori il meglio, a far tirare fuori il meglio di tutte le persone che sono a disposizione. Ranieri va alla Roma, che ha combinato? Ma perché? Ma gli altri sono grandi allenatori, c'è Juric, grande allenatore, gli altri, Daniele, grande allenatore. Che ha fatto di più degli altri? Non lo so, vince tutte le partite però. L'allenatore top per me sono quelli che hanno una cosa che non si insegna, ce l'hanno dentro. Ancelotti, stessa cosa. Tu, quando mi è passato questa... A me vengono i brividi perché io credo molto nell'empatia. Cioè, è fondamentale, i giocatori devono credere ciecamente a quello che fa il mister, a quello che dice il mister.
Ok, Se... e quindi trovi nell'impresa salvezza del Fleibano questa componente qua? Ma Lizzi ha fatto, secondo me, la cosa migliore che ha fatto è stata questa: entrare nella testa dei giocatori, capire i giocatori e farli rendere al meglio. Non ha fatto chissà che cosa, non è che... Sì, allora, se posso... Secondo me è tutto vero, quello di Lizzi è verissimo, ha fatto un'impresa, però anche sminuire Max Rossi perché ha sbagliato 10 partite sarebbe sbagliato, perché allora dobbiamo andare a ricordarci anche di quello che ha fatto con la SPAL 2 anni fa, e magari saremo qua a dire di queste parole che magari quella volta l'ha fatto Max Rossi, quella volta ha preso una SPAL e ha fatto anche giocando un calcio meraviglioso, quindi alle volte sono proprio anche le stagioni che io non ho questa esperienza che magari c'è il mister. Ma tu cosa intendi? Però, chi sta sminuendo Max Rossi? Il presidente? Il presidente, chiaramente l'attacco è per Max, chiaramente, quindi, e i numeri quest'anno non sono dalla parte di Max, questo è evidente. Tutto però, lì, quello che volevo dire io. Ma... Se magari questo filmato lo facciamo vedere 2 anni fa, lo possiamo associare a Rossi. Max Rossi è questo. No, sono d'accordo. Quindi secondo me alle volte è difficile dare un valore assoluto. Nulla toglie, non è che sto togliendo qualcosa a Lizzi, capisci bene? No, se Lizzi ha fatto un'impresa e concordo con quello che ha detto, però voglio dire, magari dipende dai contesti e le annate, non per questo, magari il prossimo anno Max va alla Liventina, fa un grande campionato e stiamo a dire che ha creato empatia come aveva creato Mario Cordovado, come l'anno scorso. Sposo completamente. È difficile dare un valore assoluto nelle cose. No, ma infatti il valore di Max non si discute, sono d'accordo con... Infatti noi non diamo il giudizio su Rossi allenatore, dobbiamo dire purtroppo in questa annata punti alla mano è quello che è successo, purtroppo dobbiamo fare quell'analisi lì, ma a livello di numeri questo però secondo me non andiamo oltre su un discorso proprio di empatia che magari, perché Max è uno che gli anni scorsi ha dimostrato di avere questa empatia, quindi detto che bisogna dare tanto di cappello a Lizzi perché quello che ha fatto è stato tanta roba. No, sono d'accordo, però ovviamente diciamo Lizzi può aver avuto questo tipo di caratteristica, probabilmente sì, anche se secondo me, poi voglio sentire anche Barbieri e Pocecco su questo tema, anche se secondo me in realtà io non porterei questo effetto empatia a così altissimo livello, piuttosto direi Lizzi ha fatto capire subito una cosa, stiamo calmi, guardate la classifica si può fare, con la matematica abbiamo tempo. Ma chi è che non l'avrebbe detto, Massimo? L'avrebbero detto tutti gli allenatori, si può fare, però... non è che vado a Fleibano e dico siamo già retrocessi, vado a Fleibano e ragazzi dai su che qua possiamo farcela, cioè l'avrebbero detto tutti, non solo Lizzi. No, tutti. Assolutamente, però secondo me c'è una cosa, non solo ai giocatori, all'ambiente. Credimi che inizio stagione più di qualcuno non sa neanche i regolamenti. È una cosa che ha detto Lizzi, attenzione, guardate che c'è la forbice, controlliamo bene, stiamo tranquilli, e poi i giocatori secondo me si sono tranquillizzati e hai ragione tu che è una buona squadra. Non è una squadra di brocchi, no? No, inizio stagione, neanche domenica la gente mi scriveva per capire se era retrocessa o play out, dico, non avete un segretario che legge i comunicati? Occhio che sembra una banalità quella che stavo per dire, ma era per far capire anche come bisogna leggere la classifica. Quella lettura della classifica a fine andata, sai, devi farla capire, no? Sì, però sono un po' d'accordo col mister, È chiaro che la prima roba va nello spogliatoio e dice se può fare o no, se no... Certo, ci mancherebbe altro. Andiamo a mangiarci la pizza e la birra. Però non era tutto così lontano, no? È complicato. Torniamo però sul lavoro degli allenatori. Barbieri su questa tematica come la vede? Del discorso dell'empatia, mentalità, quel video che abbiamo mandato. Sì, il video l'avevo visto, l'ho visto 5-6 volte perché è così anche per te? Sì, 99,99, però c'è sempre quella componente del 0,1 che dipende da annata ad annata, perché con lo stesso giocatore o con lo stesso gruppo squadra l'anno successivo potresti anche non entrare nell'equilibrio della squadra pur facendo le stesse cose, e quindi c'è sempre quella componente che poi purtroppo il calcio si basa sui numeri e sui risultati, perché alla fine... Lizzi lo dimostra l'anno dopo a 13°, ma certo, con tanti infortuni, poi tutte le... Sì. Poi c'è per te... Tutto d'accordo, però finisco... Io posso far bene un anno, lui fa bene un anno, lui ha fatto benissimo quest'anno, il prossimo anno perde 4 partite. Quell'empatia ragazzi, lì arriviamo, lì arriviamo. Però quando c'è quell'elemento ti fa rendere, tu lavori tanto sull'empatia, dai.
Ma sì, cioè, ognuno di noi è fatto a modo suo, c'è chi crede di più in una situazione tecnico-tattica, c'è chi che lavora di più sull'uomo, c'è chi che lavora di più sul giocatore, sul gruppo, ognuno di noi ha le proprie e giustamente il calcio perché è bello? Perché ha le varianti e non è nulla di scontato, non è che perché se arriva Poceco, arriva Moras, allora arriva Barbieri, Tomei, allora è tutto a posto. Non è vero nulla, perché in quella stagione lì potrebbe essere che ti giri qualcosa male e sei fritto. Assolutamente. Però l'anno dopo magari vai da un'altra parte e vinci il campionato. Allora non è che un Ma allenatore... tu quando arrivi a San Luigi l'anno scorso, cos'è? Empatia? Quella Ma svolta credo lì? che San Luigi l'anno scorso aveva probabilmente bisogno in quel momento di qualcuno che trasmettesse il valore che ha la società, cioè un qualcosa che un senso di appartenenza. Torniamo a quel discorso lì, Ma no? sì, ho capito, però poteva essere che andavo lì, io trasmettevo il senso di appartenenza e alla fine retrocedevamo. Poi sei stato bravo a lavorarci e a lavorare sul campo, ovviamente, no? Su questo. Però non sei retrocesso, quindi non è un caso forse. No. Potevate retrocedere, ma non servono sempre i giocatori. Sì. È questo che dice. Abbiamo parlato del campionato dicendo il grande merito di San Luigi, ma anche i demeriti della categoria. Barbieri ci ha detto una cosa: Rio Fleibano fa un'impresa, ma c'è anche dall'altro lato della medaglia la retrocessione nell'azzurra e il non va, Simone, di questa stagione. Indiscutibilmente. Sentite il Presidente cosa ha detto. L'audio non è propriamente perfetto, quindi vi chiedo attenzione, però fa capire insomma proprio lo stato d'animo ed è molto dritto e onesto nell'analisi. Zeno Minen. Prova la gran botta! Non va. Partiamo dalla domanda forse che tutti si interrogano. C'è un po' di rammarico per il cambio in panchina che poi non ha fruttato quanto avreste voluto probabilmente. Anzi, senza probabilmente. No, non c'è rammarico. Sarebbe facile dire che le cause sono quelle, ma secondo me non sono quelle. Abbiamo fatto una scelta, figlia di un ragionamento di quell'epoca, di quel periodo del campionato, ma anche se la classifica in quel momento non era male, i risultati non erano male, è chiaro che quando fai delle scelte pensi sempre di migliorare. Avessi saputo che questa sempre se fosse così, perché io credo che i problemi siano altri. Fosse stato l'epilogo non l'avrei fatto, pensavo di migliorare. Chi ha colpe, chi non ha colpe, io mi assumo le colpe di tutto, è giusto così. Abbiamo fatto tanto per arrivare qua, non pensavo onestamente di retrocedere a inizio anno, anche dopo il risultato dell'anno scorso, primo anno in eccellenza nella storia qui, di questa società, davo posto su 17 squadre, mi sembra, pensi sempre di migliorare o perlomeno di concretizzare più o meno quelle posizioni, mantenerle, solidificarle, invece è andato tutto male. Ho seguito la squadra, ho fatto di tutto, ho provato a stargli vicino. Per questo epilogo spero che almeno rimanga qualcosa ai ragazzi, credo che, anzi non credo, la retrocessione è giusta, ci ho visto. Colpa mia, retrocessione giusta. Beh, innanzitutto voglio fare i complimenti al Presidente, perché uno che ci mette la faccia e dice la retrocessione è giusta, io faccio i complimenti per le parole a Zeno Minen. Io quando ho visto retrocedere l'Azzurra ho pensato che sia stato un po', passami il termine, il karma, perché quando tu cambi un allenatore come hanno cambiato loro campo, poi le motivazioni le sanno loro, non le hanno mai spiegate, ma giustamente non devono venire a spiegarle a me, però è un cambio che almeno all'apparenza, ne abbiamo parlato e riparlato, certo, è stato un boomerang che poi è tornato indietro. In una stagione così è giusto che il Presidente dica alla fine colpa mia, perché tutte queste scelte che metti insieme... No. Per me parole da applausi. Sì, dispiace sentire un Presidente comunque rammaricato, che ammette i propri sbagli, e quindi a me quando sento queste persone qua parlare in quel modo lì mi dispiace sempre, nonostante gli errori che sono stati fatti. Allora, pagellone dell'eccellenza, ve lo faccio vedere e dovete intervenire laddove ritenete sia un errore, ci sia qualcosa di grave o qualcosa che... quindi per alzata di mano. 9 al San Luigi, vinto l'eccellenza, quindi ti do un 9, mister. Grazie. Ti basta?
Potevi fare qualcosina in più, però va bene, dai, insomma. No, non alza le mani nessuno. Tamai 5. No, io alzo la mano, non sono d'accordo. Anch'io. No? Intanto aspettiamo perché il Tamai è difficile. È campionato, no, l'aspettiamo, però campionato. Ok, è arrivato secondo a un punto, dai, non è insufficiente per me. Che fosse la grande favorita, che ce l'aspettassimo, sì, ma per me il campionato del Tamai è almeno sufficiente. 3 punti secondo me tra Tamai e Codroipo sono un po' troppi. Sì. Perché se alla fine il Tamai... Allora, guardiamo il risultato, diciamo uno ha vinto la Coppa, l'altro no, però 3 punti sono ingenerosi, dai. Concordo. Anch'io. Tutti ingenerosi. 6 sufficiente sicuramente. Ok. Sì, un dato di fatto c'è, che al di là del 5, con tutta l'onestà che ci contraddistingue, bisogna dire che il campionato l'ha buttato via il Tamai, con tutti i meriti Se che possa potevo avere. vincere e non vinco, sono da bocciare allora, no? Stiamo massacrando un po' stasera. È iniziato dall'inizio e porta fino alla fine, non molla. Però scusatemi e poi chiudo, ovviamente lo scopo della pagella è anche quello di stimolare una discussione. Certo, ci sta. Io, al di là del 6, dico una cosa: se il Tamai è una squadra di qualità, una società importante, un allenatore importante, in un campionato incerto, che se pensate bene basta che non pareggi l'andata col Maniago Vaionte, va a fare lo spareggio, ha tutte le componenti, poi canna 10 partite, perde tutti e 2 gli scontri diretti, è vero che va in finale di Coppa Italia, è vero che va in finale di secondo, ma se la prospettiva è questa e arriva qui, per me si dà 5. Se io o se no, sono come facciamo un ragionamento da scuola dove dici beh, tu sei da 8, però dai va bene, sei da 6. No, la professoressa seria ti dice no caro mio, 5, tu devi arrivare all'8. No, ma la professoressa chiama poi tua mamma e dice suo figlio ha potenziale, mi delude che abbia preso 6 perché è da 8, quindi il Tamai per me mi delude anche a me. Il 6 è deludente del Tamai, però non può essere insufficiente, uno che arriva a seconda a un punto. Non puoi dare un'insufficienza a una squadra Massimo, che... se tu dici questo e metti che andiamo per assurdo, il Tamai batte il Maniago e arriva a un punto oggi davanti a San Luigi, gli dai 9. Infatti, e magari dici 9, però non gli darò mai in 9. finale se non c'era il portiere del Codroipo, Moretti ha salvato il risultato, magari vince anche la Coppa e fai un'altra volta. Ma mi avete detto voi che sono i risultati poi che determinano una cosa, no? Sì, ma sono arrivati a un punto tra dietro, il fare il dai. risultato. Sono arrivato a un punto in un campionato dove ti sei potuto permettere 10 sconfitte. Sì, perché torniamo sempre lì, in un campionato equilibrato. È stato un campionato equilibrato, è quello che io dico dall'inizio, cioè questo campionato che dopo possiamo discutere di una cosa, aveva tanta qualità, aveva meno qualità, questo è discutibile, però il fatto che questo campionato sia stato un campionato tremendamente equilibrato e i dati parlano questo perché negli ultimi anni il mister Barbieri, il mister Moras possono confermare, mister Tomei anche l'ha detto prima, che non c'è mai stato un campionato del genere. No. Allora perché dare 5 a una squadra che comunque in questo campionato sì, può essere che abbia avuto qualche ritardo, però alla fine c'è un punto... Ah, sì, ho capito, perché gioca benissimo, quando gioca benissimo, a Zorzetto, a tante cose, e io il Tamai lo volevo vedere che ti portava anche a te a fare, perché tu potevi vincerlo comunque il campionato, ma il Tamai deve portare ad innalzare il livello di competitività di questo campionato. L'ha fatto. No, non l'ha fatto, l'ha fatto solo nel girone 10 sconfitte e non innalzi il livello di competitività, lo innalzi facendo 5, 6 sconfitte. Sì, ma quella che ha vinto ne ha fatte 7, Ho capito. No, allora, ma chi è che aveva il compito di portare questo campionato più in alto a livello di punteggi? Le squadre più forti. E tra le squadre più forti non può, ma poi vediamo anche al Codroipo, hai ragione, forse questo discuteremo sul campionato, perché se togliamo la Coppa non gli darei mai 8 neanche al Codroipo, effettivamente, è troppo, non so chi me l'ha detto, è troppa la distanza. Comunque va bene, ma la distanza è troppa perché hai dato poco al Tamai, credo, intenda Ale, come me. Sì, ma se restassi sul campionato anche il Codroipo devo abbassargli il voto restando coerente al Tamai. Comunque va bene, insomma, io ho dato un input e giustamente voi mi avete dato torto e quindi ci sta. Muggia 8,5 ragazzi. Bella sorpresa di questo campionato, non so se siete d'accordo, nel frattempo vi faccio sentire Carola, un pezzetto sul suo Muggia.
Se no alzavamo la mano. Cosa volete il prossimo anno? Ma fammi la domanda di riserva. Però tu sei ambizioso, dai, tu volevi. No, io sono ambizioso. Tu volevi il posto in alto in classifica. Io volevo il posto in alto, abbiamo lottato fino all'ultimo, ti dico la verità che oggi sono andato via dal campo. Arrabbiato. Molto arrabbiato perché non mi piace perdere 4-1, anche se era l'ultima partita, però di mentalità non mi piace. Detto questo, insomma, quest'anno noi abbiamo fatto un buon campionato, nessuno se l'aspettava, perché il Muggia non credo sia mai arrivato terzo in classifica. Nessuno se l'aspettava, perché diciamoci la verità. Dovremmo tornare indietro. Se torniamo indietro l'obiettivo era salvarsi. Poi man mano insomma siamo riusciti a dare continuità, a far punti, abbiamo fatto 28 punti nel girone andata, 28 nel girone di ritorno, non abbiamo preso tanti gol, abbiamo fatto delle scelte importanti perché abbiamo fatto giocare dei ragazzi giovani. È vero, è stata una bella realtà il Muggia quest'anno. È stata, sì, decisamente è stata una realtà, perché devi pensare che poi quest'anno c'è stata la fusione, perciò infatti, fatto un gran bel lavoro. Ripartono praticamente da zero, però obiettivamente avevano anche una buona squadra, c'è stata una sorpresa fino a un certo punto, poi l'organico che avevano, insomma, potevano ambire ad arrivare dove sono arrivati. I play-out, Troppo. Certo. Troppo. Se dai 9 al San Luigi, come fai a dare 8,5 al Muggia? Perché? No. È sostanzialmente allora devi dare 10 a lui. Fa la fusione, Devi dare 10 a lui, devi dare. No, gli do 10. No, devi dare 10. Codroipo 8. Io sono d'accordo con l'8 del Codroipo. Se inseriamo la Coppa, sì. Perché inseriamo la Coppa, se no. Sentiamo Pittilino. La stagione è assolutamente positiva, è un 8 pieno, abbiamo fatto anche il record di punti, oltre alla miglior difesa. Chiudete con lo stesso posizionamento dell'anno scorso, ma con più punti? Sì, con 2 punti in più, per la differenza reti, per gli scontri diretti con loro, però insomma con la Coppa in più certo. E anche col fatto di essere usciti con chi più ha vinto a livello nazionale, perché il Rovato... In Coppa avete fatto un percorso bellissimo, mi sento di dire anche in campionato sostanzialmente, dai, forse ecco l'unica cosa, magari perché rosa ne avevate, Fabio, io mi sarei aspettato... Sì, ma alla fine è stato, adesso vi dico la cosa così chiudo, non per fare, è bello avere tanti giocatori, ma a un certo punto mi è diventato un grande problema, nel senso che saltato il doppio impegno, le scelte, i giocatori bravi fanno fatica ad andare in panchina, mi sono venuti fuori una marea di problemi, quindi, però insomma direi che l'anno scorso il Codroipo è arrivato quarto, quest'anno abbiamo consolidato, messo vicino alla Coppa, se loro vogliono il prossimo anno con chi arriverà possono puntare a bersaglio grosso, perché la rosa e la squadra è buona. Mi fermo qua o ti faccio ancora una domanda? No, vai, tranquillo. No, perché tu lo avevi detto proprio dopo la Coppa, no? Quindi bisogna capire cosa il Codroipo vuole fare da grande. Ma tu volevi che il Codroipo fosse più grande? No, io niente. Loro perché non farlo insieme il bersaglio grosso? Ma perché sono successe delle cose, niente di particolare, in maniera serena e consensuale ci si è detti grazie di tutto, è stato bellissimo, ma insomma le strade si dividono. Ok. Sorprende un po' come ragionamento, chi vuole intervenire? Ma sorprende un po'. Vabbè, queste società cosa hanno? Hanno mal di pancia ogni volta, ogni giorno mal di pancia, Dio caro, non so io. Adesso nemmeno Pittilino va bene. No, non hanno detto che non va bene. Pittilino voleva altre cose consensualmente. Ho capito, ma se sei una società, hai Pittilino, ti ha fatto vincere la Coppa, Alessandro Moras al Brian Lignano. Se per sbaglio Pittilino Brian Lignano ha vinto la Coppa il primo anno e poi alla fine ha vinto il campionato. Ma è così che si fa. È così che si fa, quindi se noi diciamo bravo a Scudeller, a Zeno Roma, è per quel motivo lì, perché le società non possono avere mal di pancia ogni cambiamento d'aria, Massimo. Non hanno manifestato mal di pancia, hanno secondo me deciso di prendere due strade diverse perché non combaciavano magari le due obiettivi. Devi farle combaciare, Massimo. Devi farle, sono d'accordo, infatti gliel'ho chiesto, per me dovevano andare avanti, una separazione che non ci sta tantissimo. Dovete fermarmi e dirmi rapidamente solo la motivazione per cui non accettate il voto. Cras 7, silenzio, perfetto. 8. 8 vorrei. No, 6, scusa.
6? Sì, era uno dei pretendenti alla vittoria finale. Però l'hanno promossa. Ok. 6 per te, nessuno interviene. Fontanafredda 7,5. Neopromossa, sorpresa fino a un certo punto, poi un po' meno bene. Ci sta. Profagagna 7. Io avrei dato 6,5, troppo altalenanti. E Fagagna? Sì. Sono d'accordo, sì. Sono d'accordo. San Vitese 6,5. Avrei dato mezzo punto in meno anche loro, 6. Dio santo, no. No? No, San Vitese secondo me ha fatto un super campionato. Io Ha fatto più punti dell'anno scorso. Quindi di più? Sì, almeno 7,5. Cioè. 7,5. Ma a San Vitese... Sì, bisogna anche mettere in evidenza il lavoro che ha fatto Moroso, che non è poco. Ok. Cioè. UFM 5,5. Sì. No, io no, io 6,5 gli do all'UFM. È una neopromossa. 6,5. Sì, sufficienza stratirata ti accetterei. Io 6,5 do. Per la rosa un 6 ci poteva stare quasi. Sì, dai 6 al massimo. Insomma. Perché ha una buona rosa. Fiume 5. No, dai, sei stato cattivissimo. Perché troppo? Ha sempre sti campionati. Io dico, spinta, ma anonimi, no? Sì, ma come l'UFM. il 5 a chi lo dai? Alla squadra, alla società, al mister? Chi lo dai il 5 tu? Tutti, non è il voto a uno singolo, è società, mister, allenatore. Se tu entri nel contesto Fiume Veneto, il 5 è poco. Io 6 anch'io. Dipende sempre dagli obiettivi che vuoi raggiungere. Se al Fiume va bene questa tipologia Quello è di il contesto loro. devi dargli le sufficienze. Non hanno uno che fa gol, Troppo basso, insomma. Tutti d'accordo anche qua? Chiaro la Ponziana 7? No. No? 7,5 minimo. Perché... mezzo punto in più. Sì, sicuramente. Perché ti ha fatto vincere 3 domeniche alla fine? No, semplicemente perché hanno un grande allenatore che è Sandro Musolino e che nel suo piccolo, non per sminuire la società Chiarbola assolutamente, anzi ci mancherebbe, ma sicuramente ha sempre ottenuto dei risultati importanti. Stasera piange però Musolino. Per la sua Sampdoria. Però si è salvato, non penso che pianga tanto. Juventina 6. No, io darei un po' di più alla Juventina, perché con tante defezioni, con una rosa corta, almeno 6,5. Sì, anch'io. 6,5. Pro Gorizia 4,5. È andato pesante questo. No, sei andato pesante, dai. Sì, dai. Le pagelle... E poi apposta per... No, ma le pagelle sono soggettive. Bisogna avere il coraggio di dare i giudizi. Ma io ti do il giudizio. Se no faccio la pagella 8 a tutti. Però la Pro Gorizia non è quella dell'anno scorso. Esatto, bravo. Infatti. Pro Gorizia è una Pro Gorizia diversa. Cioè il nome è quello. Ha cambiato l'allenatore è lo stesso, ma i giocatori non sono quelli dell'anno prima. Allora io 4,5 concordo. Per quale motivo, Massimo? Concordo perché dopo 8 vittorie, 7-8 vittorie di fila, tu non puoi sfondarti in quel modo lì, non è possibile. C'è qualcosa che non va. Forse magari erano troppe, quelle anche c'è stato un filotto troppo lungo forse. Potrebbe essere ma che ci sia in mezzo la verità, nel senso che forse 8 erano troppe, però anche quello però se ne fai 8 di fila i valori ci sono, altrimenti non li fai 8 di fila, secondo me. E se hai valori non puoi arrivare... Vive il momento. Però per lo stesso motivo magari non è neanche le sconfitte che ha fatto nel ritorno, non sono neanche quella della verità, probabilmente c'è un equilibrio in mezzo. Scusate, c'è l'exploit, ma il campionato, c'è un exploit, ma tutto il girone di ritorno dove si decidono i campionati, la Pro Gorizia è stata la squadra col peggior rendimento. L'inizio era una squadra da zona retrocessione, voglio dire, è un nome importante, un allenatore importante, ha preso Pluchino. Era arrivato a 4 punti dalla vetta, 5 punti. Lei adesso, non penso che sia così esagerato qua il 4,5. Sugli altri discuto, però qua siete buonisti. Credo abbia girato a terza in classifica. Qua fate i buonisti. Mi sembra quarta. Dividiamo tra fare i buonisti e giocare, ragazzi. No, perché io gioco la pagella, ma se vogliamo fare i buonisti alzo a tutti di mezzo voto. Perché qua la discussione... Io non credo che la Pro Gorizia fosse però una squadra da quartieri. Ma almeno da 6,5-7 sì, però. Da 6,5 sì, dai. Tolmezzo 5,5. Se dai 7 al Chiarbola... Per me il Tolmezzo è troppo alto, per dirti. Troppo alto. Il Tolmezzo è una delle grandi delusioni della stagione, invece, secondo me. Il Tolmezzo è da 5 per me, perché è una squadra che l'altro anno aveva fatto bene, quest'anno è partita bene, poi... No, vedevo 3,5 al Rive, ho detto che va. No, 5,5 Tolmezzo, quindi Simone non è d'accordo, non vedo altri che intervengono. Scusate, ovviamente la pagella, avrei dovuto fare una puntata solo sulla pagella, altrimenti, ma cerco di andare proprio veloce. River Fraibano 8,5. Troppo. Troppo? Sì.
Se dai 9 a lui, non puoi dare 8,5 a Rive Felbrano. Ma lui ce l'ha con me, cioè, è evidente che ce l'ha con me. Ok. Non puoi dare 9. Troppo per gli... Poi fai i conti tutto l'anno, un po' meno di lui, dai. Un po' meno di lui. Quindi, il campionato deve... quindi 8 volevi, un po' meno. 7,5, 8, dai. Ok. 4 all'Azzurra? No, troppo. 3 come gli allenatori che ha cambiato. No, allora, io sono andato pesante con Gorizia e poi lui impazzisce sull'Azzurra. Sì, perché l'Azzurra per me sulla carta ha squadra che vale il Gorizia quest'anno. Per me l'Azzurra è troppo. Comunque la bocciatura più netta dell'eccellenza. È la più netta, no? 5 Casarsa, ci sta. 4,5, mai stato e in Maniago gioco. Vajont 4,5. Beh, ma però hai dato il Maniago Vajont che è retrocesso 4,5 e la Pro Gorizia... Ma non c'entra la posizione di classifica, c'entra le aspettative, c'entra le aspettative e certi tipi di la rendimento. Pro ha cambiato tanto. Cioè abbiamo anche analizzato questo fattore qua, che è un fattore secondo me abbastanza importante, perché cambiare, io sembra che ha cambiato 11 giocatori, adesso su per giù, non è che sia proprio... Va bene, devo parlare dell'ultima cosa perché devo fare le nomination, qua cambiano un po' di allenatori, San Luigi via Pocecco, no, non cambia, no. Non lo so, devi chiedere a loro, non devi chiedere a me, io non so nulla. No, non è già la conferma. Beh, ma ancora presto, dai, stanno ancora festeggiando, è giusto. Cambiano un po' di panchine, San Luigi resta al Poce, insomma per la Rita Mai ha già detto il Dea che vuole fare altro, Muggia resta a Carlo, Codropo abbiamo sentito, Kras deve decidere Knezzi, Fontana Fredda è vicino a Rispoli, Fagaglia resta a Pagnuco, San Vitese via Moroso, UFM resta a Zannutti, Fiume Veneto Bania resta a Muzzin, Chiarbola resta a Musolino, Juventina Visentin, Pro Gorizia via Sandrin, da capire chi è andato, al mezzo il nome quasi ufficiale. Nome forte a Tolmezzo. Vincenzo Radina, Rive Flaibano via probabilmente Lizzi nonostante la salvezza, Azzurra da capire, Casarsa ha già deciso il sostituto. Ma perché via Lizzi, scusa? Probabilmente via Lizzi. Dove va? Probabilmente, non lo so. Casarsa ci sarà un nuovo nome, forse Campaner, Maniago Vajont si capirà. Barbazza, no? Ah, Barbazza. Sì. Ok, per dire che ci sono anche in questa ultima di campionato i saluti, non solo di allenatori, ma abbiamo fatto un resoconto qua a servizio. Terminano i campionati, terminano anche alcune storie. A San Vito si separano dopo 2 anni molto belli Moroso e la Sanvitese. La società saluta il mister con queste parole: ti abbiamo offerto l'opportunità di mostrare a tutti le tue qualità, abbiamo scommesso su di te, certi che ci avresti ripagato, e così è stato. Per continuare a crescere a volte si devono lasciare i porti sicuri e avere il coraggio di salpare per mari inesplorati, dove raggiungere risultati ancora più grandi. Quando ci riuscirai, perché ci riuscirai, con orgoglio potremo dire di essere stati i primi a credere in te. E proprio sul campo della Sanvitese, dall'addio al calcio dilettanti, Podgornik con un gol è sommerso dall'affetto e dagli abbracci dei suoi compagni. Gorizia concede la fascia di capitano e la passerella a Luca Braida, che ha voluto chiudere la sua carriera da dove aveva iniziato, al Campagnuzza tesseramento lampo e ultima partita con la Pro. Dai 30 anni di calcio di Braida ai 15 sempre con il Valenoncello di David De Rovere. Dovrà giocare ancora una gara, ma intanto domenica tutta la squadra si è trasformata con la barba ed è diventata De Rovere per l'ultimo saluto al suo simbolo. Saluta anche il capitano del Corva, bandiera del club, il classe 1991, Michele Dei Negri. Al Chiarbola Ponziana confermato lo staff, ma dà l'addio il direttore sportivo Luca Trevisan, 136 punti in 3 anni e mai a lottare per salvarsi, lo ricorda in un post ringraziando il Chiarbola Ponziana. E infine giornata di saluti al centro sedia Pizzamiglio,
Cantarutti e Sorci. Una grandissima società che mi hanno permesso, insomma, di vincere questo campionato e quindi lasciare così ha un sapore bellissimo. Più di questo non potevo chiedere. Parliamo di parate, no? Però poi forse l'immagine più bella era quella di poco fa. A me emozionano queste cose qua, io sì, gioco per le parate e tutto quanto, però se ci sono delle persone che ti vogliono bene e fuori ti fanno il tifo per te è una cosa meravigliosa. Bello, insomma, lo dico sempre, anche se sono convinto che purtroppo lo capirà una bassissima percentuale di addetti ai lavori, no, io devo fare le pagelle, devo espormi coi giudizi, ma di base cerco di fare tutto questo per raccontare le emozioni di questo gioco ed è la parte che mi piace di più, poi però fa parte del gioco. Quante volte ne discuto anche con Ale Moras, no? Che fa parte del gioco, io sono qua, voi siete di là e tocca a me fare questo, ogni tanto mi aiuta Mister Tomei e Simone Fornasieri. Noi abbiamo chiesto no? a Alessandro il prossimo anno di si allenare il pomeriggio di sera. Non lo so, glielo chiedo quest'estate, farò una trasmissione è uno di quei estiva. punti che ha detto che deve parlare con la società. Nomination, abbiamo chiuso con Sorci. Hai ragione. Un portiere, vediamo le 3 migliori parate. Vediamo qua, allora qui abbiamo Gentilini, portiere del Rangers, siamo in seconda categoria, va giù e mette in angolo, non è male. Un saluto e un complimento a Dagnolo che sta attraversando un periodo particolare a livello personale, però l'impegno non manca, resta un gran portiere, para al rigore nella giornata della salvezza del Trieste Victory. E qua Blasizza che la tocca e la mette sulla traversa. Chi scegli, Fornasiere? Quello dei Rangers. Gentilini. Rigore. Il rigore di Dagnolo. Barbieri? Sì, rigore. Il rigore ne ha 2. Io voto Blasizza. Blasizza 1. Il rigore. Il rigore. Passa Dagnolo con una parata. Non diamo per scontato i rigori, cioè sono sempre parate, per me è una bella parata. Vi mostro i gol, vediamo i migliori gol, quali sono? 3, siamo nelle nomination di fine stagione. Gli ultimi premi a giugno al Nodo Hotel e poi andiamo a Percoto con tutti i migliori. Del Vecchio, del Breg, si salva al Breg e chiude con questo gol all'incrocio. Qua guardate Sebastianutto, si salva al Martignacco, retrocede il Torre, decisivo. Questo gol, molto bello, il dribbling, ha recuperato palla, c'è il dribbling e poi c'è il tiro sul palo lontano che si insacca, il destro di Sebastianutto e infine lo perfido Trieste Victory, tira da una distanza piuttosto elevata, molto bello anche questo. Giro contrario Pocecco, chi vota? Il secondo. Quindi Sebastianutto. Sì, anch'io. 2 Sebastianutto. Lo perfido. Lo perfido per Barbieri? Del Vecchio. Del Vecchio? Lo perfido. 2-2. Lo perfido Sebastianutto, io voto Sebastianutto, siete andati al tilt, quindi facciamo passare Sebastianutto miglior gol. E adesso la miglior squadra, vediamo che abbiamo scelto. Il Bertiolo ce l'ha fatta e vince la seconda categoria Girone C, si spezza l'incredibile equilibrio con il terzo e pensare che il 27 aprile con il pareggio dei ragazzi di Bidoggia contro il Gonars e la vittoria del terzo con lo Zompicchia sembrava tutto portare il campionato a terzo d'Aquileia. Invece la squadra di Baulini si scioglie e il Bertiolo vince e festeggia in casa la promozione in prima categoria. Allora qua vado solo con Simone Fornasieri, non abbiamo i nostri soliti opinionisti, chiedo solo se vuole propormi qualcos'altro, in caso chiedo aiuto. Allora, il Bertiolo vincendo era sicuro di essere promosso indipendentemente da quanto succedeva dall'altra parte, quindi insomma direi che ha fatto il suo. Mi verrebbe più da pensare al Palazzolo che ha fatto l'impresa, ma ti dico un'altra squadra di cui abbiamo anche parlato, voglio premiare, ha pareggiato, è bastato il San Gottardo che comunque ha conquistato una grande salvezza in prima. Anche lì però c'è da dire dell'Arachiri di Rivolto e Ragogna che hanno perso, però il San Gottardo che domenica scorsa poteva aver perso qualche certezza a Magnano di Riviera, allora è stato bravo e si è salvato. Ok, qua
ti dico questo, non mi hai la vittoria di giornata sarebbe quella del Palazzolo per me, sì. Però sul finale di stagione voglio premiare, mi tengo la squadra che ha vinto. Il Bertiolo. Andiamo con il miglior giocatore. Cassin si laurea capocannoniere di questa eccellenza, 17 i suoi gol, chiude con una rete bella e un assist per Clarini, azione d'applausi del Fagagna sul campo dell'Azzurra. Cassin è un giocatore che sa andare in doppia cifra, che spesso mostra le sue qualità e che, se avrà questa continuità, può diventare uno degli attaccanti decisivi anche per grandi obiettivi. Sì, Cassin è un bel giocatore, no? Sì, sì, è bravissimo. L'hai avuto al Brian il primo anno attuale? Sì. Credo che però adesso sia anche maturato un po' come persona. Le qualità le ha sempre avute e io ho anche giocato insieme a Cassin a Fontana Fredda e credo che adesso sia maturato. Sì, potrebbe diventare uno di quegli elementi. È già uno degli attaccanti più bravi della categoria. Infatti, no? Magari doppia cifra gli ultimi 3-4 anni, credo. Infatti, cosa mi dici qua, me lo tieni? Allora, fino a un'oretta fa ero indeciso fra lui e Podgornik per la carriera, perché Podgornik è un altro giocatore che insomma conosciamo bene, però ho visto che Podgornik l'hai già premiato prima anche citandolo e credo sia giusto Cassin che conquista il titolo solitario di capocannoniere proprio per la continuità che in questi ultimi anni ha avuto. Quasi non è proprio una prima punta, no? Lui preferisce magari partire più esterno, più largo, frontale alla porta, quindi fare ogni anno tanti gol e quest'anno vincere il titolo credo se lo meriti. Va premiato. Chiudo con il miglior allenatore. Io mi aspetto una ferocia allucinante, perché questo campionato dobbiamo vincerlo. Esigo che la squadra vinca le partite, le prossime 2, e deve tirar fuori tutto. Detto, fatto, il Valle Noncello vince con la ferocia di Bobo Sonego, con la voglia di Bobo Sonego, e la squadra può già festeggiare la promozione, perché mal che vada, dovesse perdere lo spareggio, è comunque una miglior seconda. Ma mal che vada, non pensiamo sia un concetto che piace a un mister come Sonego. Lo aveva già detto, adesso l'obiettivo è arrivare fino in fondo, primi per davvero. Le regole cosa c'è? Uno spareggio? Si gioca lo spareggio e si va fino in fondo, non si torna più indietro. Bisogna andare alla grande, verso avanti. A me è piaciuto, l'ho detto già qualche settimana fa, e alla fine non a caso poi arrivano anche i risultati, no mister? Molto pittoresco. Non ti piace? Sì, ma è pittoresco, diciamo. Pittoresco. Non è un'accezione negativa, no, pittoresco? No, assolutamente no. Cosa fai? No, te lo cambio, perché dai, sì è vero, bravo. Convincimi a cambiarlo però. Io voto l'allenatore del Montereale Rosa, perché è un allenatore che in 15 giorni sarà anche terza categoria, ma vince Coppa e campionato e lo vince, stravince la Coppa e stravince il campionato. Io credo che almeno una volta in tutto l'anno meriti essere premiato, credo questa sia l'occasione giusta, quindi dico Marco Rosa, allenatore del Montereale. Mi mette in difficoltà perché anche Bobo con il suo non se lo merita, allora facciamo così. Se vince lo spareggio facciamo una nomination in più, no? Perché si merita anche lui di essere nominato, visto che l'ho lanciato lì nel servizio. Spareggio che conta solo per il Valle Noncello. E per il premio per Cotto. Perché chi vince ritira anche la Coppa per Cotto. Allora, tu potresti essere il miglior allenatore di questa stagione, secondo te? Ma quindi chi è passato, scusa, non ho capito. Rosa, te lo passo anche per la Coppa, ci sta, hai ragione, te lo passo. Mi dispiace per Bobo, ma te lo passo. Ma non devo dirlo io questo. No. Sicuramente ci sono gli addetti ai lavori che possono decretare se posso esserlo. No? Siccome gli addetti ai lavori venerdì si trovano, possiamo... ne parlano. Ma il miglior allenatore di quali categorie? Questo ne parliamo di tutte le categorie. Noi scegliamo, Ale lo ha vinto l'anno scorso, insomma, penso sia un bel momento, no? Sì, certo. Possiamo... Quindi anche la Serie D c'è dentro? No, la D è a parte. Se no se la giocava. Se no la prendeva lui.
Allora, possiamo dire per chiudere che il tuo gruppo, tu hai un po' cementificato il gruppo? No. Io ho cercato di dare la mia impronta a quello che sono io. Non sei convinto? Su Ma no, ma non è che non sono convinto. Aspetta, perché secondo me è proprio la parola giusta, cementificato. Guardiamo. La mia cultura che guarda sti stronzi possono fare, ti guarda sti stronzi possono arrivare a fare, guarda, senti sta voce un attimo. Guarda sti testa del cazzo, guarda sti testa del cazzo, guarda che roba, guarda i ragazzi mentali a bus, i ragazzi mentali a bus, i ragazzi mentali a bus. Devo dire che a me il pesce d'aprile non era riuscito, ma questo fantastico. Questo vale il doppio. Te l'hanno data nuova almeno? Non ne avevano. Vorrei sapere cosa è successo quando sei uscito da quella porta. Gli ho detto che per 3 giornate Olio, Zetto e c'era anche l'altro Linussi venivano a sedersi con me tranquillamente in panchina. Allora sono andati là a mettere a posto. No, sì, no. Ma ti eri un po' incazzato? No, non mi sono incazzato perché siamo questi. Sì. Siamo questi e perciò è giusto ed è stato un momento veramente da ridere perché poi ci siamo messi a ridere tutti. Ma è questo? È una componente perché noi siamo arrivati primi. Ma peraltro un muratore esperto. Olio, sì. Hanno il parrucchiere, hanno il muratore, abbiamo tutto. Molto bene, insomma avete tutto, ve lo avete dimostrato per vincere questo campionato che ci ha fatto discutere anche stasera con le pagelle, che però ci ha divertito e speriamo di avervelo raccontato nel migliore dei modi, con a tutto campo, con terzo tempo, con i nostri servizi, con le nostre analisi. Io vi ringrazio, questa non è l'ultima puntata, noi continueremo, ma sicuramente è stata una puntata fondamentale perché andava a chiudere una stagione importante che vi abbiamo cercato di analizzare. Quindi ringrazio davvero per aver messo a disposizione il loro tempo e la loro competenza in questa serata dove il protagonista era San Luigi, a mister Andrea Barbieri. Grazie ad Alessandro Moras. Grazie Massimo. Grazie naturalmente a Max Poccecco. Ci vediamo venerdì con Simone Fornasiere, Ermanno Tomei, Andrea. Ciao. Sì. Posso, apro e chiudo parentesi al volo, al di là di tutte le provocazioni di quest'anno, bisogna fare i complimenti a quel signore lì comunque. Assolutamente. E noi lo faremo anche la nostra festa fra un mese proprio a Percotto con Dilettanti di tutto campo. Buona serata, noi ci vediamo domani alle 19:30, parleremo di un'altra squadra che ha festeggiato il centro serie in prima categoria Girone C con uno speciale nella nostra puntata del mercoledì. Buona serata.